Lenchi e al signor Lorenzi. Politici sì, no, politici per dire che sono quelli che diciamo quelli che ci hanno aiutato, anche la responsabilità delegata dai cittadini. Allora intanto mi pare che oggi è una bella giornata e vorrei rispondere indirettamente a Don Amedeo che giustamente faceva notare la difficoltà oggi che c'è nel rapporto tra le istituzioni e i cittadini, la fiducia che non c'è. Ecco, mi pare che oggi qua, con il lavoro di tutti, le attese non sono state lasciate da parte, fatti carico, sono state anche, hanno avuto una risposta positiva. Quindi un pochino di fiducia l'abbiamo insieme come istituzioni recuperata, mi auguro, rispetto ai cittadini che avevano riposto in questo luogo delle attese che sono state soddisfatte. Perché soddisfatte per me, parlando di questo non posso che riguardare l'amico De Amores, perché la cosa diciamo la cronaca succinta del sindaco ci ha fatto tornare indietro un po' negli anni, ma questo era un impegno, quello del mantenimento dei servizi ambulatoriali e di radiologia, e poi dirò un attimo su questo, sono stati mantenuti grazie a una determinazione dell'amministrazione. Insieme in quel Consiglio Comunale aperto abbiamo chiesto alcune cose, quelle cose del Consiglio Comunale aperto sono state mantenute, e qua devo dire è una bella giornata, perché non tanto per noi, per i cittadini di Castiglione che trovano un servizio di prima, di più potenziato perché la radiologia dagli interni viene mantenuta, per gli esterni ci sarà giustamente la disponibilità, perché l'accreditamento rimane in capo all'azienda ospedaliera, dei medici ospedalieri, ma laddove questo non si verificasse c'è la disponibilità da parte di chi ha vinto l'appalto a offrire anche personale medico infermieristico al di là dell'azienda ospedaliera. Quindi questo vuol dire che c'è oggi devo dire c'è un potenziamento di risorse che quindi comporta anche un potenziamento di offerta e di risposta ai bisogni di questa comunità, che hai fatto bene il sindaco a dire che è la quarta città della nostra provincia, ma Castiglione anche per una valenza sociale ma soprattutto economica, perché questo è. Quindi oggi siamo qua insieme, io lo faccio chiudere immediatamente, siamo qua veramente a essere grati, esprimo questa gratitudine di un lavoro comune che abbiamo fatto nell'interesse di Castiglionesi, che ha visto tutti a lavorare in quella direzione qua. La gara ci ha pienamente soddisfatto, io sono certo che l'amico Provenzi saprà metterci anche del suo, perché vogliamo sempre di più garantire quello che abbiamo detto, abbiamo sottoscritto allora quando venne chiuso l'ospedale di Castiglione, il mantenimento di alcuni servizi sanitari, di natura sanitaria, in quelli che Castiglione. Mi pare che oggi è questo, abbiamo davanti 8 anni di convenzione, saranno i primi 8 anni di una convenzione. Anche qui quando siamo partiti, la gestione diretta da Brunenti, abbiamo capito che aveva bisogno di un aggiornamento e si è deciso di fare una gara dove abbiamo visto che la gara ha generato anche qualcosa di positivo in più. Quindi sono i primi 8 anni di un nuovo rapporto con una società che è impegnata a garantire dei servizi, e quindi ai cittadini di Castiglione dobbiamo dire che oggi le attese riposte sono state soddisfatte, un po' di fiducia forse speriamo di recuperarla, ma soprattutto non è tanto questo il problema della fiducia, siamo interessati a dare continuità ad un servizio e a un bisogno, una risposta a un bisogno che qui c'è per dimensione, per quel che rappresenta Castiglione. Quindi io sono contento di quello che oggi stiamo inaugurando, perché è una bella cosa, non tanto per noi ma per i cittadini di Castiglione e per l'amministrazione e per il Presidente.